non è possibile parlare di Friuli né di storia del Friuli se non si tiene conto che queste tiere è di sempre state una tiere plurale. E quando favelin di tiere plurali, quindi tieni conto che si sedi immaneade dentro una rete fitte di frontiere. Provare a camminare sulle albade, in taplanure furlane, anche i chiams e dan sulle fumate, e ti dà immediatamente una prospettiva di ciò che è le clave per interpretare il senso della frontiera. O ci di arrivare su di un troi fin sulle tor di piere di una montagna e slargiare il voli sulle basse, allora sì, tu capisci che queste tiere è una tiere fatte di frontiere. Chiamina palisculinis, gli enfri, gli agaccions, oppure i palus, allora sì, tu hai le sensazioni che tu sei sparsore di una tiere che ha una sua identità plurale, frontiere, non confini. E questo è il grande problema iniziale, là che si ha di partire per contare le storie dal Friuli. Una continuità di miliardi di anni, là che le popolazioni normalmente si sono chiatate in intersezioni, che sono di lingue, sono di miti, di tradizioni, di culture, che vengono anche di lontano, di lontanissimo, dagli steppi orientali, oltre gli Urai, popolazioni nomadiche e mongoliche, dalle Afriche, dalle culture, le koiné, come si diceva, mediterranee, fino alle Illirie, alle zone dei Balcani, alle parti centrali dell'Europa, chi tutto si è inquintrato e si è miscliciato. E queste sono le frontiere, porose, inclusive, buone di fevelarsi, di imbastardissi in una maniera nobile dal concetto e anche di domandare prestit e di consegnare regai a che altri. Calse di una religione, calse di un chant, calse di un'utopia. Dopo gli Oms invece hanno pretenduto di trasformare il senso della frontiera in una violenza spaventosa che dal confine. Le differenze sono enormi. Il confine lo decide che i fasi in pace e guerre, al diceva Ferigo, grande poeta contemporanei Tierniel. Dopo ve copat che gli altri. Consideras atris proprio perché di che altre bande di un confine che l'ha savoltate, ferite le nostre regioni e le nostre int. Ecco, su quei due elementi fondamentali i vin di organizzarsi il pensiero ogni volta che vin le pretese di poter contare le storie del Friuli. E dis le pretese perché è un lavoro difficile. Prima di tutto perché istituzionalmente non è mai state contate. Non esiste in un manuale le storie del Friuli. Non è mai entrata in te scuole, e questo è un grandissimo errore. E anche un danno che probabilmente i scugnin palu das generazioni che veniranno. E anche un problema di competenze, perché per arrivare a immaneare una storia del Friuli bisognerebbe mettere insieme tutta una serie di interessi veramente plurali, proprio come che plurale è state le storie delle nostre int. Le prime letture fatte di Fabiano Fantini e sarà una lettura di Jacopo Valvason di Magnago e il maestri Pes al violoncello a lui accompagnerà. La patria del Friuli è paese posto nella regione di Venezia, che da moderni è detta Marca Trevigiana, circondato d'ogni intorno a guisa di teatro dall'Alpi, dal fiume Livenza e dal Mar Adriatico.
Questo paese dunque è tutto lieto di vaghi colli e chiari fiumi, et ameno di belle e spaziose campagne, molto comode per le cacce e tuccellagioni d'ogni sorte, quantunque d'aere freddo e sottile per la vicinanza dell'Alpi e per cagion de venti boreali e settentrionali che quivi spesse volte si sentono violenti. Con tutto ciò, al pari d'ogni altro, è copioso di vini che nascono nel piano e nei colli, molto eccellenti, lodati già dagli antichi greci e romani e al presente celebrati da molti principi e signori d'Europa, come anche frequentati. Copiosa, dico, sì che mi viene affirmato che negli anni fertili si suole tirar fuori, per uso per Venezia e per i vicini paesi di Germania, oltre 50.000 bote. Laonde Erodiano scrisse con verità che questa regione, in suoi tempi, rendesse grandissime entrate di vini, ma all'incontro egli è per la maggior parte povero di grani, sì per rispetto delle molte campagne arenose e di tanti rapidi torrenti che rodono del continuo e spesso inondano le pianure, come per poca cura dei contadini in coltivar le terre e tanco per grandini e tempeste alle quali è sottoposta alcuna parte di quello. Produce biade, vini, carni, pesci, frutti e erbaggi in tutta perfezione, oltre i marmi e pietre meschie, et li roveri, larici, abeti et pini altissimi per l'arsenale, per le fabbriche pubbliche e private, et appresso miniere di più metalli. Gli uomini e le donne di questa regione sono d'aria chiara ed aperta, di bianca e viva carnagione, di intelletto acuto e presto, onde tutti quelli che s'hanno dato all'arti e scienze nobili o alle armi et corti hanno fatto sempre ottima riuscita, ma egli è vero che pochi ne escono, per essere lontani dai principi e dalle corti e forse per non aver di questi tempi molti personaggi del paese che gli diano mano e gli prestino favore et aiuto. Il linguaggio dei quali è una corruzione del latino come d'altri d'Italia, meschiato con parole spagnole, ma con assai più francese, e per fin d'oggi i contadini, più che i nobili, usano molte voci latine, per il che questa lingua è difficile a chi non è natio del paese, e t'ha dell'invido alquanto, e si scrive con difficoltà, ma nelle gentildonne par c'abbia non so che di grazioso. Per arrivare ora a entrate storie anche a Ciri, la svos che la contin, bisogna però avere pazienza di frequentare biblioteche e archivi. E queste forse sono le prime forme di esperienze stranianti qualche volta. Perché? Perché bisogna avere le competenze di arrivare a lei manoscritti e opere che a volte sono state depositate sempre di una memoria, una vore complicate, anche di sua conservazione. Però le avventure sono avventure bellissime. Si ha l'impressione, entrando in un archivio storico, in una biblioteca storica del Friuli, veramente di consultare le memorie dei nostri int. Che memorie scritte, che arriva ad ora a spiegare, a contare, a descrivere, a pitturare, a chiantare, c'è che è state le vicende umane dai nostri antecessori, che sono venuti prima di noi. Gli archivi sono una miniere. Tu puoi schiattare il testamento, tu puoi entrare dentro di una chianive, di una cantina e vedi c'è molto che era strutturate. Tu puoi anche sentire di una cronache come che una città è stata costruita. Tu senti il suono del lavoro umano. Bisogna mettere d'ogni una spezia importante, però, come che non sanno insegnare i storici francesi, massimamente che i dagli annali, che per me sono insuperabili. Cioè, tu has di mettere d'ogni le spezie e il sapore de fantasie, le capacità di chiappare il documento come calè e arrivare a immaginarsi il mondo calere attorno di quel documento e monumento. Ma sarebbe un errore fermarsi dall'archivi o dalle biblioteche, che era il primo momento. Dopo tu has di essi fuori e con ciò che tu hai schiattato o tamesato, tu hai di confrontati con l'ambiente, vedi c'è che è restato in te storie, dal club alle taviele, alle vecchie stalle, fino ad arrivare addirittura ai muraons di una città e magari anche recuperare
la liende, il senso della conte, che memorie orali, che dai secoli ha impastato e ha trasformato in una forme anche un'evore poetiche, c'è che è state veramente le storie dei nostri santenars. È un elemento di sottolineare però, e lo dice anche in una forme un tic polemiche. I due tiers di questo patrimonio è anche completamente inesplorato. Gli archivios, i manoscritti, le biblioteche della nostra regione restano la più parte un deserto meraviglioso, là che dentro si plate un tesauro che è lì a nostra disposizione, al spiete e a svolte al spiete lì di secoli. È un'immagine che mi è stata regalata di Andrea D'Alcol, che è un studioso della Santa Inquisizione furlane. Io al dico, ogni tanto io domandi un fascicolo, i vierci, i spali che lo ten serat, e mi rendo conto che il manoscritto al tacchi a respirare. I tacchi a sentire la storia di quei contadini o di quelle femmine che sono state esclamate davanti al tribunale della Santa Inquisizione per arrivare ad ora a contare le loro vicende, e il manoscritto si amplia, si sgonfia, come se respirasse. Ecco, io credo che l'emissione di un storico sia di un evore similare a che di una levatrice. Quando nasce un frutto, l'empie il polmone e respira. Tu entri in una biblioteca, tu viergi sul manoscritto e lui al tacche a respirare. La nascita di una storia, hai la consapevolezza di che vivi in ogni.